Dopo simboli depositati e bocciati, dopo la difficile scelta all'interno dei singoli partiti dei nomi da presentare, ora finalmente si è arrivati all'ufficializzazione delle liste e dei candidati che correranno alle prossime politiche in programma il 24 e 25 febbraio. E i numeri che ne escono sono significativi: 75 le liste presentate in Veneto per un totale di 1600 candidati, suddivisi in oltre 20 partiti. Un boom di nomi e simboli tra i quali districarsi una volta che si andrà alle urne. Penso che c'è una gran confusione. Effettivamente sono troppe. Adesso vedremo, in base anche a cosa le nuove prossime interviste, la presentazione delle liste, i programmi, vedremo cosa succederà. I 4 milioni di elettori veneti chiamati al voto dovranno eleggere 24 senatori, mentre 51 i deputati da nominare, suddivisi tra le due circoscrizioni della Camera, Veneto 1 e Veneto 2, con delle novità, perché se resteranno immutati i deputati da eleggere per la Camera Veneto 2, che comprende le province di Belluno, Treviso e Venezia, con le elezioni di 20 deputati, per le province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo, raggruppate nella circoscrizione Veneto 1, i deputati da eleggere saranno 31, 2 in più rispetto al 2008, e questo perché in quest'area della regione la popolazione è aumentata. Dando poi un'occhiata alle liste presentate, ecco qualche curiosità, a partire dai molti partiti indipendentisti. Oltre alla Lega, ecco Indipendenza Veneta, Veneto Stato, Liga Veneta Repubblica, ma anche Grande Sud, in contrapposizione a quei partiti che propongono in primo piano il nome del nostro paese, come Fratelli d'Italia o Io Amo l'Italia. Ci sono poi quelle liste che rappresentano alcune determinate categorie, come Donne per l'Italia o pensionati. Di certo in questa tornata elettorale il concetto di bipolarismo è ormai un ricordo lontano, scalzato da una varietà di simboli, partiti e nomi tra cui scegliere.